accompagnata, muore più fortunata. Luca Zaia spende del bilancio regionale 1.800.000 euro per farsi la pubblicità sulle radio locali. Allora bisogna iniziare a dire che lui ha speso di più per la sua pubblicità che per la sicurezza. E se siamo in questa situazione qua, la responsabilità è solo loro, che hanno scaricato le colpe sempre sugli altri senza mai una volta prendersi una responsabilità. Si devono vergognare, devono mettersi la maglietta chiedendo scusa ai veneti. L'anno scorso 2 riunioni, quest'anno una già. Non è più possibile andare avanti. Siamo solo a marzo. Allora abbiamo fatto un calcolo, no? Per rimettere in sesto il dissesto idrogeologico in Veneto occorrerebbero 2 miliardi di euro. Non possiamo più rinviare la messa in sicurezza del territorio, cioè la gente muore ancora di pioggia. Esiste uno scambio di informazioni. La Polizia Romena abbiamo un collegamento tramite amicizia personale. No. Un sistema di 50 telecamere messo in tutta la città costa come manutenzione annuale 7.000 euro. Penso che i bar siano i luoghi sociali dove la gente si incontra, dove la gente piange. Cioè il barista è lo psicologo. Se io prendo mia suocera che ha 91 anni e devo fargli un Doppler, non che apporto a schiavonia, non che arrivo. Mia mamma mi ha detto: oggi ho telefonato al CUP per la nonna per una visita in geriatria, mi hanno mandato a luglio 2016. Facendo la battuta, mia mamma gli ha detto: me ha prenoto per me. 10.000 posti di lavoro creati in Veneto, 2.600 aziende che stanno adottando le nuove regole, stanno stabilizzando, il fondo per la non autosufficienza e per la disabilità. Negli anni 60 che commercializza prodotti petroliferi, mentre Lombardia, Emilia si sono tutti adoperati e hanno una normativa. Veneto è l'unica regione che questa normativa si era proprio dimenticata. Basta prendere in giro i veneti. E quando erano a Roma e a Venezia non hanno fatto niente per l'autonomia. Io sarò il sindaco del Veneto, il mio metodo di fare politica, oggi, domani, sempre. Questo è un giro che tocca tutti i comuni del Veneto, è un bel giro. Allora il senso del viaggio è questo: tra la gente ma in ascolto della gente. Abbracciarvi, sentire la commozione, il dolore, la disperazione, ascoltare i consigli dei giovani, i bisogni.